Buongiorno, sono le 5:35, siamo il 9 agosto, anche stamattina alza taccia, comunque devo dire che non è male, una volta che ti abitui fai un po' fatica all'inizio appena ti alzi, però poi prendi subito il via. Oggi niente pista ciclabile, dove di solito alle 5:30 ci sono sempre le sciorette a passeggio. Andiamo verso il lago di Revine ancora. Mi sa che non becchiamo qualche animale da filmare. Dura la vita del ciclista, eh? A casa tutti che ronfano beatamente, velocità più blande a ste ore, anche perché il fisico deve ancora un po' svegliarsi e rimettersi in moto. Tanto come prima cosa sono gli amici con i vietti qua davanti, sempre loro, guarda lì. E sono aumentati qua, ma quanti sono? Brucano l'erbetta fresca. Eccolo qua, grande! Che colpaccio! Quindi è un abitué di questo posto la mattina. Bravo cervetto! Qua pian pianino sta albeggiando. Direi che una sosta del ponte la fa. E il sole è arrivato. Eccolo là, ciao. Oh. Boh, mi sono fatto la doccia. Cazzo. Guarda, eccolo lì un cervetto. Ehi là, piccolino. Salta, salta. Giro di boa e si ritorna indietro. Sono un po' tardino, ma cazzo, mio bacio. Che lavata! Sono le 7:10, sono un po' in ritardo. Che benessere. Guarda, non si vede.
schiva la buca. Ecco qua le amiche mucche e i mucchetti, i mucchetti, vitellini. Buongiorno. Basta. Ecco qua una lepre, corri corri. Guarda. Eccoci qua alle conclusioni. Ennesima mattina fuori in bici, ma è tutto a luglio che vado fuori. A parte il risveglio che è sempre un po' traumatico, poi stai proprio bene. Oggi ho ripreso un po' di animaletti che trovo sempre in giro, fatti una quarantina di chilometri, 7,5. Andiamo a vedere gli altri giannizzari là, se si sono svegliati, ma penso di sì. Niente, doccia, colazione, lavoro.